Bentrovati, il titolo della puntata di oggi è Ti senti realizzato? Parleremo dei single, di persone che non sono né sposate né consacrate ma che vivono questa condizione con questo termine inglese e lo faremo con il nostro ospite che è Gianluca Floridia. Ci parlerà anche di un percorso per single che si chiama Le 12 Ceste. Ma intanto prima mi piace che introduca la trasmissione Don Bucolo che ovviamente è qui per aiutarci in questo compito. Allora, è sotto gli occhi di tutto che nel mondo e chiaramente anche all'interno della Chiesa di tante persone, uomini e donne, che di fatto né si sposano, né si consacrano, né fanno una sorta di scelta di vita come stato, ma permangono nel loro essere, uso questo termine più comune anche se poco felice, di essere single. Ora, questa cosa qui, tempi addietro, veniva visto come un qualcosa di una persona, possiamo dire, non compiuta. Non hai trovato nessuno nella tua vita che magari faceva per te, ok? Quasi delle persone sfortunate che non si sono sposate. Né il Signore ti ha chiamato perché magari non è fatto per te, quindi è una persona che vive questo stato di single e un giorno finirà, troverò la persona, mi chiamerà il Signore, quindi questo stato continuamente indeterminato. In realtà, ed è questa la novità e questo è il motivo per cui ho anche invitato Gianluca, siamo sicuri che l'essere single è uno stato che non possa dire qualcosa anche alla Chiesa? Siamo sicuri che è uno stato di una persona incompiuta? Ecco perché il titolo di questa trasmissione è proprio provocante. Ti senti realizzato? Ed è la domanda chiaramente rivolta a Gianluca, una domanda che sicuramente lui, ma come tanti altri di lui, si sono posti, dando prima delle risposte, ma poi nel tempo, e qui un po' il percorso di cui lui ci parlerà, questo percorso per single 12 Ceste che è nato a Assisi, l'ha aiutato a dare una risposta un po' diversa, un po' più profetica, e forse illuminante per tanti telespettatori che forse si trovano a vivere questa condizione. Ma io passerei subito la parola a Gianluca che possa un po' raccontarci la sua storia personale e poi in tutto questo percorso come ha scoperto la verità ma anche la novità di vivere questo stato di single. Ma si vive questo stato di single per una scelta o è qualcosa che accade nella vita? Sicuramente è una cosa che tu vivi, ti accade nella vita, cioè non scegliamo di essere single, questo è sicuro. Però è anche vero che non è un passato, ma anche ora si vive questo stato, e anche la Chiesa, ma io credo anche un po' la mentalità di tutti i giorni, si pensa che per essere realizzati bisogna solo trovare, raggiungere degli obiettivi, no? Quindi sposarsi, cioè studiare bene, sposarsi. Sì, perché spesso si ha la tendenza a incasellare le persone, giusto, no? esatto. Sei sposata, ok, sei una donna sposata. Sei consacrata, quindi sei una suora, oppure sei una divorziata perché magari hai avuto un matrimonio che non è andato bene, allora sei sola ma perché hai avuto un matrimonio, quindi sei una divorziata. Ecco, ci sono sempre delle etichette che si cerca di dare alle persone, quindi in questo caso il single già lo si vede come qualcuno che ha avuto chissà quale sfortuna nella vita, no? Viene visto invece come una sorta di in attesa di. Cioè io definisco in attesa di, e quindi anche la Chiesa molte volte, non in passato ma anche adesso, tende un po' a incasellare il single come un non compiuto. Cioè forse è una parola un po' infelice. La storia di Gianluca qual è? La mia storia è quella di sicuramente una storia tranquilla, molto serena. Sono cresciuto in una famiglia molto semplice, tradizionale, cattolica. Il mio padre operaio, che è una persona semplice, che si è realizzato appunto nello spendersi per la famiglia, non facendoci mancare mai nulla. Mia mamma è casalinga, la sua realizzazione l'ha trovata nell'accudire la famiglia con amore, nella quotidianità. E poi ho avuto una sorella che molto presto decise di andare a studiare a Venezia. Ero molto piccolo ancora, andavo alle scuole medie.
Dico molto, questo aspetto lo sottolineo perché nel partire questo distacco da mia sorella, da lì è nata un po' la mia inquietudine, il trovare proprio il non senso di dire ma perché mia sorella è riuscita, perché poi mia sorella dopo che ha finito gli studi si è sposata ed è rimasta a Venezia. Quindi mia mamma, anche i miei genitori, un po' per spronarmi, tendevano un po' a paragonarmi, a fare i confronti con mia sorella. Quindi e io vivevo questo paragone con un po' di insofferenza, come per dire ma perché mia sorella è riuscita a raggiungere tutti gli obiettivi ed io no. Perché le famiglie un po' condizionano in questo, no? La famiglia tradizionale dice io ho un figlio, una figlia, la figlia si sposa, è automatico che il figlio si debba perché comunque sposare, c'è questa avere dei mentalità. figli, quindi noi avremo come genitori dei nipotini, se non si sposa è perché magari vuole consacrarsi e torniamo al ragionamento che facevamo proprio ad inizio di trasmissione. Quindi man mano cosa è successo? Quindi crescevo con quest'ansia, con questo senso di confronto con mia sorella, ma anche il confronto con gli amici. Perché Gli amici via tutti si sposavano tutti e io sono stato sempre una persona, non ho mai sofferto di solitudine, però è anche vero che anche gli amici stessi si ponevano il problema, perché Gianluca non si sposa, perché... E quindi cresceva in me questo senso quasi di ribellione. Poi un giorno, leggendo un po' il giornale, il quotidiano, mi imbatto nel percorso in alcune diocesi stanno iniziando questo percorso per i single. Che si chiama 12 ceste, Che si chiama 12 ceste. Quindi io leggo questo e sale in me questa di allora non sono solo io che vivo questa inquietudine, c'è qualcun altro che vive e che prova magari a realizzare certo, perché la domanda potrebbe essere ma io chi sono? Ma io chi sono? E quindi la prima cosa che faccio di riflesso è mandare il messaggio proprio dell'articolo a Padre Salvo. Perché comunque con Padre Salvo c'è stata sempre questa amicizia che ci lega da tanto tempo, e anche fra quelle battute che in passato gli dicevo, ma mi ponevo il problema, ma perché nella Chiesa ci sono sempre benedizioni per tutti, per i fidanzati, per gli sposi, anche per gli animali ci sono, e dico, e i single perché? E lui mi ricordo che si metteva a ridere e mi diceva la sua frase, pregaci. Ed è finita là, quindi ho mandato subito a Padre Salvo questo messaggio e la sua risposta mi ha un po' rincuorato, come per dire allora c'è qualcuno che pensa anche a noi, e mi ha detto ci penso, ora mi informo. E quindi passa il tempo, io mi dimentico totalmente di questo messaggio. Mi riscrive Padre Salvo dicendomi ok Gianluca, preparati che a settembre incominciamo questo percorso. Lì è stato un po' uno stupore, un po' perché lui oltretutto non è che mi ha detto partecipa, no, ha detto però il compito è quello ora di metterti in prima linea, non solo da spettatore ma anche da collaboratore nell'organizzare questo percorso con queste tematiche. E lì quindi è nata questa nuova avventura a Catania, perché veramente è una novità nella nostra diocesi. E la cosa che mi piace sottolineare di questo percorso, che non sono tanto le tematiche belle, importanti che ci possono essere, ma quello proprio di camminare e di condividere soprattutto il proprio stato di vita, le proprie anche sofferenze del proprio stato di vita, perché magari qualcuno riesce a vivere, magari qualcuno vive serenamente il proprio stato di vita, ma altri lo vivono in maniera un po' più con più sofferenza. Qui stiamo vedendo alcune foto di alcuni vostri incontri. Ecco, questi sono tutti dei single, persone non sposate che si interrogano e che cercano di camminare insieme, di scoprire il Signore. Don Bucolo, innanzitutto io direi chi sono? Intanto sono figli di Dio, perché sono
ritorniamo al Esatto. discorso che sono dei battezzati, quindi tutti siamo figli di Dio, qualunque sia la nostra condizione. Ma questo percorso delle 12 ceste, ecco, mi piacerebbe capirne di Allora, perché 12 ceste? Perché un Ecco, po' questo è 12, tipo i curioso, 12 12 apostoli, ceste in che cos'è? senso, no? C'è un termine insolito all'inizio anche per me, quando vidi questo nome, sono stato un po' più. interdetto, Chi l'ha no? inventato questo 12 Allora, è un ceste percorso come che è nato ad nome? Assisi e si serve di un'icona biblica, la moltiplicazione dei pani, Ah, ecco. in cui Gesù ha moltiplicato 5 pani e 2 pesci e poi alla fine della moltiplicazione, dopo la divisione, sono rimaste proprio 12 ceste di pane in più, quindi questo esubero. Che c'entra con i single? Perché tante volte i single si sentono ai margini, come queste 12 ceste, ma in realtà queste 12 ceste non sono ai margini, ma significa questo esubero della Questa grazia, sovrabbondanza. questa sovrabbondanza di pane. Quindi significa, e questa è una cosa che io scopro sempre di più camminando con loro, cioè il fatto ciò che loro sono è molto di più di ciò che loro pensano di non essere. Cioè, O è di vero, essere. cioè, il fatto che loro non sono né sposi né consacrati, ma non significa che sono di meno. Hanno un'identità di figli e figlie di Dio, hanno un'identità di grazia e il fatto che la loro condizione non è etichettata da uno Stato, questo è molto importante perché tante volte pensiamo che lo stato di vita sia fondamentale. Tante volte io, interagendo con loro, un po' anche mi metto in discussione e dico loro: pensate che perché io ho uno stato definitivo, quello di essere sacerdote, sono più avanti di voi? Sono più a posto di voi? Ho punti in più? Perché potrei, e questo capita, adagiarmi. Il fatto che loro sono, e qui l'ha detto Gianluca, eternamente inquieti, perché attenzione, non è perché lui si trova nel percorso ha smesso l'inquietudine, perché l'inquietudine è una benedizione. L'inquietudine è questa sete di infinito, questa sete di qualcosa di novità e con loro in fondo mi spronano a vivere questa inquietudine e non adagiarmi al mio essere prete, ma poi alla fine, ecco, fra me e loro c'è un'identità che ci accomuna, quello di figli e figlie di Dio. Certo, allora ci fermiamo per qualche istante, c'è la pubblicità, poi continuiamo a parlare di questo percorso delle 12 ceste e delle persone single, cioè persone non sposate che, come dire, si sono non solo ritrovate ma che stanno trovando qualcosa di prezioso in questo percorso, tanto che Gianluca ci sta testimoniando anche che lui vive in prima persona, addirittura possiamo definirlo un formatore, forse un po' esagerato Team. come termine. Proprio il termine team, fa parte di questo ecco, team, di questa parte- squadra che conduce un po', che accompagna questa ciurma. Allora, fa parte del team e ora cercheremo di capire cosa fa questo team. Ci vediamo qui fra pochissimo. Eccoci, titolo di questa trasmissione: Ti senti realizzato? Perché stiamo parlando di una condizione particolare che è quella dei single, cioè di persone che non sono sposate, non sono consacrate, non sono sacerdoti, non sono suore, sono delle persone che vivono la loro vita da sole, ma certamente non perché si emarginano, rimangono chiusi in casa senza frequentare nessuno. E stiamo parlando con Gianluca Floridia, stiamo parlando anche di questo percorso che è proprio dedicato a queste persone ed è proprio il percorso, si chiama così, percorso per single 12 ceste. Don Bucolo ci ha spiegato cosa sono le 12 ceste e quindi Gianluca, cosa si fa in questo, ecco, cosa si apprende, se è giusto il termine un po' forzato, ecco, cosa si sperimenta lungo questo percorso? Tanto sicuramente che siamo figli di Dio come tutti, come i consacrati, come le persone sposate. Quindi questo è in primis. Seconda cosa, attraverso le catechesi sperimentiamo che comunque la vocazione è una,
Poi il modo in cui si concretizza possono essere tanti, ma la missione primaria è una, quella del battesimo. Noi siamo figli di Dio e in quanto tali la vocazione è una, è quella di amare. Quindi anche noi possiamo amare. Molte volte si tende a incasellare, appunto, come dicevamo prima, come se l'amore fosse soltanto di pertinenza della persona consacrata o degli sposi, addirittura anche per generare vita, come se potessero generare vita solo i consacrati o gli sposati, sia a livello biologico che anche a livello spirituale. Ma anche noi, nelle nostre relazioni, possiamo generare vita. Non posso sentirsi, diciamo, incompiuti, ecco, ma nel cammino si sperimenta questo, che noi non siamo persone incompiute, siamo persone che camminiamo con tutte le nostre fragilità, e la realizzazione il proprio stato di vita non si realizza nel raggiungere degli obiettivi, ma nel vivere la quotidianità di tutti i giorni. A me ha colpito una volta una frase che ho letto di Don Fabio Rosini, che diceva che nella vita c'è poco da scegliere, ma tanto da accogliere. E questa frase mi ha profondamente colpito, perché comunque perché l'ho riportato un po' nel mio vissuto, come se scegliere, come se realizzarsi significasse scegliere e raggiungere tante cose in una ricerca quasi affannosa, mentre ti dimentichi della tua quotidianità, del tuo vivere giorno per giorno, con tutti i limiti del caso che la vita ti può portare davanti. Ma io direi di sperimentare ogni giorno l'amore di Dio, che si manifesta anche nelle piccole cose, nel quotidiano. Esatto. Questa cosa di mettersi sempre degli obiettivi, no? Ci fa perdere forse di vista l'oggi. Esatto, perché come diceva Gianluca, il vivere l'oggi, vivere la quotidianità, e qui mi richiamo a un insegnamento importante che Papa Giovanni Paolo II ci ha lasciato, cioè il fatto che la persona non si realizza, stando un po' al titolo di questa puntata, dal fatto che abbia raggiunto un obiettivo, uno stato, una condizione di vita. La persona si realizza amando. E questa è una cosa che siamo chiamati ogni giorno ad amare, per cui, come diceva Gianluca, il fatto che poiché tutti siamo chiamati ad amare, è normale che un single ama generando, dando vita a chi sta accanto, dando anche l'ascolto, dando anche l'accoglienza. E poi c'è anche un'altra cosa molto importante che mi piace dire, giustamente c'è un dato di fatto, nessun single ha scelto di essere single. Ma potrei dire, anch'io prete non ho scelto di essere prete. Se sono prete è perché lui, il buon Dio, ha scelto questa mia condizione. Quindi potrei dire che io e Gianluca, in questo caso un prete e un single, tutte e due non abbiamo scelto il nostro stato di vita o il nostro oggi, ma lui ha scelto. Quindi non è tanto diversa la nostra condizione, non è tanto diverso il nostro modo di vivere la vita, perché io, l'ho detto poco fa, potrei vivere e essere prete ma non amare nessuno. A che serve? Quindi è l'amore, il vivere l'amore ogni istante della nostra vita a dare qualità, a dare bellezza alla nostra identità. Ed è molto bello anche una cosa che io noto, che quando a Catania fu avviato questo percorso dei single, tantissimi hanno risposto, siamo circa tra i 30, 40, 50, più o meno il numero è questo, e sto notando una cosa molto bella, ma capisco anche inevitabile, che chi viene ci tiene ad essere presente. Sono questi appuntamenti mensili che teniamo a Sant'Agata al carcere, il mercoledì o il giovedì, qualche volta facciamo dei ritiri, quindi sono degli appuntamenti mensili. Perché mensili? Perché chiaramente questo percorso non vuole togliere la persona dalla sua appartenenza a un movimento, a una parrocchia, a un gruppo, perché è chiaro, ognuno vive nella sua chiesa, nella sua parrocchia. Questo cammino è proprio specifico perché serve ai single a prendere consapevolezza della propria dignità, della propria vocazione alla santità, e in tal senso mi piace citare
un incontro che abbiamo fatto proprio col Vescovo Renna ai minoriti, proprio ha trattato questa chiamata alla santità, e poi ognuno vive la sua condizione lì dove si trova, però tutti ci tengono a questo appuntamento mensile. La cosa che mi impressiona è che ci tengono, ci sono momenti catechesi, momenti di adorazione, momenti di condivisione, momenti di agape, e poi il fatto che quando si fa un incontro non si vuole tornare a casa. Iniziamo in genere alle 8 di sera, si fanno a volte le 11, 11 e mezza, quindi questo desiderio di fraternità, questo desiderio di stare insieme, che personalmente mi fa sperimentare la bellezza del volto della Chiesa, perché la Chiesa non è andare a messa, la Chiesa non è solo fare quell'attività, la Chiesa è la fraternità, la Chiesa è stare insieme, la Chiesa è condividere. Quindi stranamente questa esperienza dei single a me sacerdote mi dà un'esperienza di fraternità ecclesiale straordinaria. Ecco, però ha detto una frase che mi ha un po', che vorrei insomma che si spiegasse meglio. Quindi Dio può chiamare una persona anche a rimanere da sola pur non consacrandosi e non sposandosi, cioè può essere questo un progetto di Dio per quella persona, perché magari è la strada più indicata per quella persona. Sicuramente sì, il problema è che deve prendere consapevolezza la persona. Ma questo è un passaggio fondamentale. Questo. Cioè il fatto che i tanti single nessuno mai li ha aiutati a fare discernimento. In questo momento Gianluca, attenzione, io non metto in dubbio che Gianluca in questo momento potrebbe, chissà, trovare una donna, sposarsi, che problema c'è, oppure anche consacrarsi, quindi io non metto limiti, ma in ogni caso ciò che è importante è che lui oggi non viva da incompiuto. Ecco perché la domanda: ti senti realizzato? Ora lui giustamente può rispondere: sì, certo, mi sento realizzato, sto vivendo il mio oggi, sto vivendo il mio momento, sto vivendo la mia vita. Ma se il Signore chiama, non lo metto in dubbio, potrebbe, come anche non potrebbe chiamarlo, la sua vocazione è questo suo stato di figlio di Dio, di battezzato, che vive il suo essere single, anche se il termine, ripeto, è improprio. Questo è il grande problema. Single significa solo. Il problema è essere single, forse dovremmo chiamare figli e figli di Dio, o forse un giorno riusciremo a trovare, chissà, il termine giusto. Termine. Ma in ogni caso è una vera e propria vocazione, e un'altra cosa, come il Vescovo Renna ci ha suggerito, una vocazione alla santità. Certo che lui è chiamato alla santità. Certo. Gianluca, quindi vive con la famiglia, vive da solo, cosa fa nella vita? Nella vita sì, sono un lavoratore, sì, un po' per scelta, per tanti motivi, vivo ancora con la famiglia, sì, e vivo la vita di tutti i giorni fra lavoro, fra impegni in chiesa, sì, con questo percorso. Ecco, lei ha fatto questo percorso, sua famiglia sta facendo questo percorso delle 12 ceste, al contempo sta aiutando anche la sua famiglia ad avere un'altra visione della vita, della fede, della Chiesa, perché avevamo iniziato questa trasmissione dicendo: i miei genitori continuavano a pormi davanti, tua sorella è realizzata, lavora, si è sposata, ha dei figli, tu invece come mai, che fai? Ecco, i genitori... Sì, è chiaro che ormai i miei genitori hanno una certa età, non è facile smontare certi preconcetti, però sì, piano piano anche loro si stanno un pochettino aprendo a questa possibilità, e soprattutto non vedono, perché io credo che la paura di un genitore è quella di vedere il proprio figlio non realizzato. Quindi piano piano anche loro si stanno abituando mi vedono felice, prima di tutto felice. Questo è importante. Questo è importante, quindi la felicità, credo che un genitore voglia la felicità in primis. E poi credo di sì, piano piano stanno imparando un po' a capire, anche se ogni tanto quella mentalità un pochettino anche nostra, quella battutina di dire un domani quando noi non ci siamo tu rimani da solo, ma penso che questo è un po' da cuore dei genitori che vorrebbero lasciare magari il proprio figlio con qualcuno, insomma, non da solo. Poi oltretutto avere una sorella lontano, per i miei genitori, questo di ok, i miei figli fanno vite separate, non stanno insieme, perché una è a Venezia, una è a Catania,
quindi ci vedono un pochino da soli. Li vedono da soli, però come diceva Gianluca è importante per i genitori vedere i propri figli sereni, tranquilli, realizzati, che non siano cupi, tristi, Esatto. che abbiano questa inquietudine che non li fa stare bene. Quindi Esatto. io credo che quello sia la cosa più importante per un Il genitore. segno più importante, vedere il proprio figlio vivere la sua vita nella quotidianità, e questo percorso tra l'altro è un percorso, approfitto per dire, di 3 anni, quindi è un percorso triennale, un percorso che ha anche un coordinamento a livello nazionale, quindi sia in rete, e in questo percorso nei 3 anni ha come obiettivo il prendere consapevolezza dei 3 sacramenti di iniziazione cristiana, che sono il battesimo, l'Eucaristia e la Cresima, perché chiaramente tale percorso non fa nient'altro che aiutare il single a prendere consapevolezza che innanzitutto è un battezzato, uno che vive l'Eucaristia, quindi la comunione con gli altri, uno che è mandato. E ci sono anche dei momenti nazionali ad Assisi, perché il percorso è nato lì, in modo tale che, questo è bello, non è un gruppo chiuso, ma è un gruppo che si apre a un coordinamento nazionale, e devo dire pian piano si sta diffondendo anche in altre località, in altri posti, in altre città. E quindi io spero che questa trasmissione, perché no, possa diventare anche un tramite per tanti telespettatori che magari come single non si sono mai ritrovati in chiesa, e magari nessuno, come diceva Gianluca scherzando, mai nessuno gli ha dato una benedizione, noi benediciamo tutti, anche gli animali, il carro e la macchina, ma i single no, finalmente possa scorgere in questo programma una vera e propria benedizione. Dice: ma allora c'è qualcosa per me, ma allora c'è una proposta, allora c'è una vocazione, c'è una chiamata, c'è un progetto di Dio, un sacrosanto progetto di Dio. E questo penso sia importante e anche rivelativo per le tantissime persone, e oggi lo vediamo sotto gli occhi. Hai voglia che ce ne sono single. Ci sono tante letture sociali, politiche, economiche, culturali che non faccio qui, ma in ogni caso non siamo qui a fare una diagnosi, siamo qui a fare una proposta evangelica a chi vive questa condizione. Grazie Don Bucolo, siamo veramente in chiusura, grazie Gianluca. Quindi io immagino che su internet si possano trovare dei riferimenti per questo percorso, si chiama Le 12 Ceste, quindi abbiamo capito che è un percorso che si può attuare nelle varie diocesi, quindi in tutta Italia, quindi non è solo a Catania, anzi è nato ad Assisi. Quindi grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui, l'appuntamento è alla prossima.